Dopo il primo storico successo in Serie B, il Sustentus Estu non vuole fermarsi. Quest'oggi recupero della terza giornata di andata contro l'Aurora Desio. Tra le mura amiche del Palamellano, Marco Secci, general manager del Sustentu. Prima di parlare della partita di oggi, in cui il Sustentu inevitabilmente cercherà di sbloccarsi anche tra le mura amiche, vale la pena secondo me tornare al successo del Palaiseo. Raccontaci le emozioni della prima storica, lo ripetiamo, vittoria in Serie B del Sustentu. Contentissimi, è stata una partita splendida, molto emozionante fino all'ultimo secondo. Sono molto contento per i ragazzi, per gli allenatori, con cui stiamo lavorando sodo da agosto. Quello 0 pesava un pochino, però grande soddisfazione, sono stati veramente bravi, nonostante comunque l'infortunio di Mauro. A inizio partita siamo riusciti comunque a sbloccarci da tutti i punti di vista, speriamo di continuare così. Questa è la prima di due partite casalinghe a stretto giro di posta per i Pirati. Oggi Desio, l'abbiamo detto, domenica Iseo. Sono le due squadre che condividono l'ultima piazza della classifica proprio con l'Accademia. Insomma, sembra banale quasi dirlo, però i punti in palio questa settimana sono molto più pesanti degli altri. Sì, c'è da dire però che loro, secondo me, Desio è una squadra che assolutamente non merita questa posizione la posizione in classifica che ha, perché ha già incontrato praticamente tutte le più forti del girone, è una buonissima squadra. L'anno scorso è arrivata quinta in campionato, ha fatto i playoff, hanno giocatori molto importanti come Negri, quindi sarà molto difficile, quindi secondo me la classifica è un po' bugiarda. Però stavo parlando prima col coach proprio di Desio, ci dicevamo la stessa cosa, è difficile affrontare tutte le squadre di questo girone, non puoi abbassare la guardia e rischi ogni giornata, ogni partita con tutte le squadre. Facci il bollettino degli infortunati: Graviano, Laguzzi, Pilo, Villani, qual è la situazione? Diciamo che già non arrivavamo da una situazione abbastanza precaria prima della partita con Milano, e quella purtroppo ha lasciato qualche strascico, perché comunque è stata una battaglia fino all'ultimo secondo. Speriamo di non risentirne troppo oggi. Sono tutti a referto, speriamo che diano tutti il loro contributo. Ce la giochiamo, come sempre, cerchiamo di tirare fuori lo spirito accademia che ci contraddistingue già da diverso tempo. Quella di Milano è stata una vittoria importante dal punto di vista del morale, lo abbiamo detto, però c'è anche una crescita tecnica della squadra che sta pian piano prendendo forma. Ci sono un paio di spunti, per esempio Trionfo, spostato nuovamente nel ruolo di ala piccola grazie all'innesto di Varrone, sta iniziando a produrre anche dal punto di vista offensivo. Pilo da questo punto di vista invece sta confermando quanto aveva fatto fin dal primo momento. Elia non si deve più tanto spendere in posizione di playmaker, per cui può segnare di più. La squadra insomma sta crescendo. Assolutamente sì, cito anche Fabio Villani che sta giocando da 2 giornate completamente fuori ruolo in playmaker e sta facendo veramente bene, perché non è il suo ruolo, eppure non sta facendo sentire la mancanza di Graviano. Ma tutti quanti, anche Passaretti per esempio è andato molto bene l'ultima partita, Cabriolu, lo stesso Edo Melis che sta tornando sui livelli dell'anno scorso. Noi ci crediamo, abbiamo scommesso su questi giocatori, abbiamo puntato forte su questi giocatori, sullo zoccolo duro dell'anno scorso, e siamo convinti di poter fare bene. Quest'oggi diretta su Facebook, però tantissima gente al Palamellano, iniziativa importante per i tifosi, avete abbassato il prezzo d'ingresso qui in palestra proprio per venire incontro alle esigenze dei tifosi in virtù del doppio impegno ravvicinato. Sì, ci teniamo sempre ai nostri tifosi e cerchiamo per quanto possibile di venire incontro a tutti quelli che hanno il piacere di seguirci. I sacrifici li facciamo noi e li fanno anche loro. Siamo molto contenti che nonostante ciò ci seguano numerosi, quindi speriamo di regalargli una nuova soddisfazione oggi. Questi erano solo alcuni dei temi della partita, tanti altri li andremo poi ad approfondire nel corso della telecronaca. Noi per il momento ci prendiamo qualche minuto di pausa, rimanete però su Directa Sport, perché tra praticamente meno di 10 minuti ci sarà la palla 2 di Sustentus Estu Aurora Desio, lo ripetiamo, recupero della terza giornata di andata del campionato di Serie B maschile di basket.
Amici di Directa Sport, bentornati in diretta dal Palamellano di Sesto. Allora è la prima storica diretta Facebook della nostra storia. Sustentus Sestu contro Aurora Desio, recupero della terza giornata del girone di andata del campionato di Serie B maschile. Si sfidano due squadre che domenica scorsa nell'ultimo turno hanno ottenuto la loro prima vittoria in campionato. Sestu ha inaspettatamente espugnato il campo dell'Urania Milano con il punteggio di 66-67. Top scorer Nicole Elia con 17 punti, ne abbiamo parlato nella copertina di presentazione del match realizzata assieme al general manager del Sustentu Marco Secci. Desio invece ha vinto sul campo di Costa Volpino per 73-67 con 14 punti di Negri, uno degli osservati speciali dalla difesa del Sustentu in questa partita. Avremo modo di parlarne, intanto abbiamo assistito al primo errore di questa partita, lo ha commesso Filippo Politi per Desio. Qui un bel gioco a due con Laguzzi che libera il tiro piazzato con la mano mancina a segno. Allora primo canestro della partita, siamo in debito degli starting five delle due squadre: Mauro Graviano, Guillermo Laguzzi, Romeo Trionfo, Fabio Villani e Davide Varrone. Questo lo starting five schierato da coach Marco Sassaro, tecnico del Sustentu. Dall'altra parte il già citato Filippo Politi, che è partito titolare nello spot di centro. Assieme a lui Andrea Negri, Andrea Mazzoleni, Luca Valentini e Damiano Verri. E questo dunque il quintetto di Desio. 2-0 il punteggio in favore dei Pirati, 9-10 per chiudere il primo quarto. Mauro Graviano ha ceduto il pallone a Guillermo Laguzzi. Graviano che arriva da alcuni giorni non semplici, problemi fisici per lui, in particolare un problema di natura muscolare al quadricipite femorale. Sta comunque stringendo i denti. A Milano ha potuto giocare solamente 10 minuti a causa proprio del riacutizzarsi di questo problema. Quest'oggi ci sta riprovando. Quelli in palio stasera sono del resto punti fondamentali e il Sustentu si vuole sbloccare anche tra le mura amiche del Palamellano. Tiro dalla lunga distanza per Verri, errore, ma c'è l'extra possesso garantito dal rimbalzo d'attacco di Andrea Negri. Attacca ancora Desio con il palleggio di Valentini, la palla che circola sul perimetro con ancora Negri in possesso della sfera. Laguzzi e poi il tiro da 3 punti tentato da Mazzoleni. Altro errore per Desio. E dall'altra parte il Sustentu che può provare ad allungare ancora con Graviano. Varrone che cede il pallone all'indirizzo di Fabio Villani, mano sinistra. Villani torna fuori da Trionfo, la finta e poi la partenza in palleggio, raddoppiato, si fa da Varrone, poi ricezione profonda di Laguzzi. Era una buona idea, ma capisce tutto la difesa di Desio, che ha già recuperato ora con Valentini. Luca Valentini in possesso del pallone, il prodotto del vivaio di Casale Monferrato cede il pallone a Andrea Mazzoleni. Da Politi poi a Negri, il tiro dall'angolo, ancora un errore, il terzo errore in fila per Desio, entrando in questa partita mani un po' fredde per i ragazzi di coach Davide Villa. Dall'altra parte Graviano dal palleggio, il pick and roll giocato con Varrone, poi la palla che arriva sotto e la stoppata da parte di Politi, regolare secondo gli arbitri. Allora Desio può provare a correre ancora con Valentini, la palla che ora va in post da Verri, l'ex Mestre fuori da Negri che cercava lo scarico all'indirizzo di Politi. Mani veloci per Varrone che capisce tutto e intercetta la sfera. Attacco del Sustentu dall'altra parte con Mauro Graviano, palla in mezzo alle gambe, ancora il blocco di Varrone per il gioco a due, stavolta intercetta con un piede Filippo Politi. Palla persa palla ancora ovviamente nell'attacco del Sustentu con 14 secondi per trovare un tiro. Graviano dà indicazioni ai suoi compagni, rimessa dal lato di cui si andrà a incaricare Fabio Villani. Vuole palla subito in post Graviano per giocare 1 contro 1 con Valentini, è più grosso di lui, può andare spalle a canestro, sceglie poi di andare fuori da Trionfo. Ottimo lo scarico sotto per Varrone che però non ha mani abbastanza forti per tenere lì il pallone. Dall'altra parte Valentini rischia la palla persa contro Graviano, c'è il fallo, il primo della partita per il playmaker del Sustentu classe 1989. Rimessa dal lato per la Rima Desio con Mazzoleni che andrà a eseguire. Sempre 2-0 il punteggio, si è segnato poco in questo inizio di partita. Non è un caso se vogliamo, perché il Sustentu
è del resto il peggiore attacco del girone, segna solamente 56,4 punti di media, è il terzo, pensate, peggiore attacco di tutta la Serie B, di tutti e 4 i gironi della Serie B. Solo Maddaloni nel girone G, nel girone C e Monteroni nel girone D stanno segnando meno, rispettivamente con 54,5 di media e 50,5. Intanto 2 liberi per Politi, fermato con un fallo dalla difesa del Sustentu. Particolarità anche a proposito di Filippo Politi, giocatore, lo vedete dall'importante stazza fisica, gioca nel ruolo di pivot e a dispetto della stazza e del ruolo ha un'ottima mano ai liberi, e infatti il miglior marcatore dalla lunetta del girone B con il 94,7%. Qui fa 2 su 2, permette allora a Desio di riportarsi in parità. 6,40 per chiudere il primo quarto al Palamellano, partita non troppo brillante, soprattutto dal punto di vista degli attacchi fino a questo momento, ma il Sustentu Sestu sembra essere partito con il piglio giusto. Laguzzi fuori dall'arco, prova a battere in palleggio Verri, il tiro in allontanamento è sbagliato, rimbalzo di Politi che recupera la sfera contro anche la pressione di Fabio Villani. Valentini riesce a portare il pallone in zona offensiva, preso in consegna da Trionfo, esce fuori dai blocchi dall'altra parte Negri che poi cede il pallone a Mazzolini. Buona qui la circolazione nell'attacco di Desio, ma le mani della difesa del Sustentu sono forti e arriva un altro recupero propiziato ancora dalle braccia lunghe di Davide Varrone. Intanto ci mancava da elencare i nomi degli arbitri di questa partita, mentre il Sustentu ha effettuato già il suo primo cambio. È uscito Davide Varrone, è entrato sul parquet Mauro Passaretti. Dicevamo degli arbitri, sono Andrea Bernassola di Palestrina e Lorenzo Lupelli di Aprilia. 5 minuti e 50 al termine del primo quarto. Passaretti per Villani, prova a uscire dai blocchi Trionfo, dall'altra parte c'è invece Mauro Graviano, preso in consegna da Mazzolini che gli porta via il pallone, poi scappa in contropiede, il recupero di Passaretti che lo induce all'errore, tira un sospiro di sollievo il Palamellano, dall'altra parte prova a capitalizzare Graviano, lo scarico sotto proprio per Passaretti, poi extra passaggio per Villani da 3, errore e rimbalzo conquistato da Valentini. Si corre tantissimo ora, Valentini prova a prendere la linea di fondo, ottimo lo scarico all'indirizzo di Mazzolini, fallo evidente da parte della difesa, allora ci saranno liberi per Andrea Mazzolini, mentre sale anche il livello dei decibel al Palamellano, merito dei tifosi di Desio che sono arrivati in buon numero qui al Palamellano. Intanto 2 liberi per Andrea Mazzolini, c'è anche da asciugare il parquet, dicevamo Mazzolini in lunetta per la Rimadesio, ala del 1998, cresciuto nel premiato settore giovanile dell'Aurora. 6,2 punti in 24,8 minuti fino a questo momento nel suo campionato, tra l'altro anche 4,2 rimbalzi, dunque molto completo dal punto di vista statistico. Mazzolini ora sembra essere veramente tutto pronto per l'esecuzione dei suoi tiri liberi. Aurora Desio, nome storico nel basket italiano, società questa a dire il vero abbastanza giovane, nata nel 1994 dopo l'acquisto del titolo sportivo dall'Orobica Bergamo. L'Aurora Desio che ha raccolto l'eredità dell'Aurora Basket Desio, che invece era stata protagonista con 2 apparizioni in Serie A1 nel 87-88 con il 15° posto e retrocessione, anche nel 89-90 con un'altra retrocessione, 30 partite, 30 sconfitte in quel caso per Desio. Questo rimane un primato ancora imbattuto nella massima serie del campionato italiano di basket. Aurora però molto attiva col settore giovanile, vanta svariate partecipazioni alle finali nazionali, juniores, cadetti, allievi, insomma ha puntato tanto, sta puntando tanto sui giovani. La formazione lombarda, che del resto quest'oggi al Palamellano porta tanti interessantissimi prodotti del suo settore giovanile. Nel frattempo, in virtù del 2 su 2 dalla
lunetta realizzato da Mazzoleni. Desio si è portata davanti sul punteggio di 4-2, non ha però ancora segnato dal campo la formazione di coach Villa. Qui ci prova il Sustentu, raddoppio per Trionfo in posta, arriva anche Politi, qui forse c'era anche un fallo su Trionfo, non viene accontentato dagli arbitri, errore poi sugli sviluppi da parte di Guillermo Laguzzi. Riparte dall'altra parte Desio, chiamato lo schema a testa da parte di Valentini, sale Politi per il blocco, Politi che poi va a bloccare anche per Negri che riceve palla in questo istante, preso in consegna da Villani, specialista difensivo del Sustentu. Qui fa circolare ancora l'attacco di Desio con il pallone che è andato all'indirizzo di Valentini, fermato con un fallo l'attacco della formazione lombarda. Cambio ancora per coach Marco Sassaro, sta per entrare in campo Mirko Pilo che prenderà il posto proprio di Mauro Graviano che si deve centellinare dal punto di vista dell'impiego proprio in virtù dei problemi fisici di cui vi avevamo parlato in precedenza. Entra in campo Mirko Pilo che è il miglior realizzatore della squadra con 14 punti di media. È ripreso il gioco, Negri fuori da Verri e poi alto basso giocato con Politi, arriva subito il raddoppio, pallone sputato fuori ancora per Mazzoleni che va dentro con coraggio, l'errore tap out di Laguzzi e poi parte il contropiede velocissimo con Fabio Villani che tenta di scaricare all'indirizzo di Trionfo, non ci riesce, già ripartita Desio, dall'altra parte c'è Negri che attende l'arrivo dei compagni, Negri che va in post da Verri, poi ancora in ritmo per un attimo per il tiro da tre, non lo prende però Negri, Politi in ricezione profonda, ancora un raddoppio, qui c'è un tocco sul braccio dell'imponente pivot della Rimadesio che viene sanzionato con un fallo da parte della coppia arbitrale. Allora ci sarà ancora spazio per l'attacco di Desio mentre arriva anche il primo cambio di coach Villa con il giocatore in maglia numero 18 che ha fatto il suo primo ingresso in campo. Si tratta di Marco Torgano, giocatore importantissimo dal punto di vista del curriculum, è tornato quest'anno a Desio dopo un quadriennio all'Urania Milano, mentre ci sono liberi intanto per Politi che continua a segnare. 3-3 ora dalla lunetta per lui, dicevamo di Torgano, giocatore del 91, 2 metri di altezza, solo una presenza prima di questa partita a causa di un infortunio che lo ha condizionato e ha condizionato anche ovviamente l'inizio di stagione di Desio, giocatore di alto livello, cresciuto nel settore giovanile di Desio, ha disputato 5 finali nazionali e 2 finali scudetto a livello giovanile con la Rimadesio. Attacca ora il Sustentu con Mirko Pilo mentre Politi ha fatto ancora 2-2, 6-2 ora il punteggio per Desio. Altro errore di Trionfo, stanno sporcando non poco le percentuali del Sustentu in questo inizio di partita, punteggio quasi da mini basket, 6-2 quando mancano 3 minuti e 42 secondi al termine del primo quarto. Qui ci prova Desio che ancora non ha segnato su azione nel corso di questa partita, 6 punti arrivati tutti dalla linea della carità per la formazione arancio-blu che ha sbagliato ancora una volta. Qui il pallone di Villani all'indirizzo di Laguzzi era interessante, l'ultimo tocco però secondo i due arbitri è stato di un giocatore del Sustentu, non è d'accordo la panchina bianco-blu che non le manda a dire. Intanto coach Sassaro ha pronto un altro cambio, esce Romeo Trionfo che ha approcciato bene dal punto di vista dell'intensità questa partita, non è stato però premiato dalle percentuali. Al suo posto Nicola Elia, grande trascinatore in quel del Palaiseo di Milano. È arrivato intanto anche il primo richiamo all'indirizzo di coach Sassaro, abbastanza severo il signor Bernassola di Palestrina in questa circostanza. Intanto il gioco che riprende, dicevamo di Nicola Elia, 17 punti in gran parte maturati dalla linea dei 6,75, del resto è la specialità della casa per il quarantenne giocatore del Sustentu. Intanto Politi con un airball contro la buona difesa di Mauro Passaretti, è partito dall'altra parte Fabio Villani che ora agisce in cabina di regia nelle fila dei Pirati, sale Passaretti per il blocco, poi il pallone è recapitato nelle mani di Mirko Pilo, step back e poi tiro dall'angolo, sfortunato qui Mirko Pilo, continua la fase di sterilità offensiva del Sustentu. Buono qui lo scarico fuori per Negri che trova il corridoio di penetrazione centrale e trova finalmente il primo canestro su azione per Desio che nel frattempo ha provveduto anche a un altro cambio in campo con la canotta numero 18, c'è Roberto Buzzini
attacco del Sustentu con Villani che esce fuori dai blocchi, prova a sfidare dal palleggio Negri, sale anche Laguzzi, il pallone in angolo per Passaretti e poi schiacciato a terra per Laguzzi in allontanamento, tiro sbagliato ancora Sustentu che non riesce a far girare bene il suo attacco. Dall'altra parte Torgano attende l'arrivo dei compagni, il pallone poi per Negri accoppiato con Mirko Pilo, il blocco di Politi, ancora Negri, mano destra, prova ad andare dentro, poi lo scarico fuori all'ultimo momento proprio per Buzzini, spazio troppo per il tiro dalla lunga distanza di Negri che realizza questo tiro che dovrebbe essere comunque anzi è da 3 punti. Allora Desio che si prende la scena, 11-2 il punteggio ora dopo la tripla di Negri. Il Sustentu che ha realizzato il primo canestro di questa partita non è poi riuscito a dare continuità al suo attacco, è sempre fermo a quota 2 quando mancano 2 minuti e 9 secondi al termine del primo quarto. Sterilità offensiva che preoccupa anche il general manager Marco Secci che si sbraccia in panchina, vicino a lui Bruno Villani, dirigente accompagnatore. Diamo un'occhiata alle statistiche, intanto sono già 5 i punti per Andrea Negri, 4 invece per Politi e 2 per Mazzoleni nelle fila di Desio. Dall'altra parte l'unico canestro del Sustentu è stato realizzato da Guillermo Laguzzi proprio nelle battute iniziali di questa partita. È terminato il time out, allora le squadre vengono anche richiamate dagli arbitri per il ritorno sul campo. Il Sustentu che prova a caricarsi in questo momento, Fabio Villani sta agendo in cabina di regia stanti le difficoltà fisiche di Mauro Graviano che ha provato a fare i miracoli. C'è un'altra carta interessante dal punto di vista tattico in regia per il Sustentu, magari la vedremo in corso d'opera, il giovanissimo Cabriolu, classe 99, fisico da esterno ma trattamento di palla da playmaker, potrà magari andare a far respirare Elia e Villani in alcune fasi della partita. Intanto è ripreso il gioco, Nicola Elia in possesso del pallone per il Sustentu. Ora Fabio Villani attende l'uscita dei blocchi di Mirko Pilo che prova ad andare dentro, cercava lo scarico all'indirizzo di Laguzzi, allunga un braccio di troppo in difesa Andrea Negri che viene sanzionato con il fallo personale. Rimessa in attacco per il Sustentu mentre è pronto un altro cambio nelle fila della Rimadesio. Primo fallo della partita per Negri che esce e fa posto al giocatore in maglia numero 15, si tratta di Simone Casati. 1 minuto e 52 secondi al termine del primo quarto, rimessa dal lato di cui si incarica Mirko Pilo, riceve fuori dai blocchi Fabio Villani, sale Passaretti, poi rolla dentro, Laguzzi prova ad attaccare forte il pitturato, costretto allo scarico, forse c'era anche un fallo in questa circostanza, costretto a forzare dalla lunga Laguzzi, ma c'è o meglio Pilo costretto a forzare dalla lunga, ma c'è il rimbalzo di Laguzzi che garantisce un extra possesso. Qui tiro ancora cadendo all'indietro di Pilo, non riesce ancora veramente a segnare il Sustentu, sembra stregato il canestro del Palamellano. Quest'oggi si rimane sull'11-2, vediamo come risponde Desio qui con Verri che fa secco Passaretti con la partenza in palleggio, viene ora preso in consegna da Laguzzi che cade a terra, non c'è lo sfondamento ma c'è il recupero di palla qui con Villani che però gestisce male questo contropiede, aveva lo spazio per andare dentro con la mano destra, ha preferito uno scarico fin troppo generoso all'indirizzo di Mirko Pilo che era però ben controllato da 2 difensori dell'Aurora. Allora palla persa dal Sustentu, continuano i cambi per Desio, in campo c'è anche il numero 9 Giovanni Poggi mentre il Sustentu fa uscire proprio Fabio Villani e fa entrare in campo il giocatore in maglia numero, vediamo di chi si tratta, dovrebbe trattarsi di Trionfo, tornato sul parquet con la canotta numero 10, rimessa dal fondo per Desio proprio con Giovanni Poggi. 1 minuto 9 secondi, Sustentu che ha realizzato un solo canestro fino a questo momento, dato statistico che la dice tutta insomma sull'andamento di questa partita e anche su quanto stia pesando il pallone nell'attacco dei Pirati che devono assolutamente uscire con dei punti all'attivo nel doppio turno casalingo tra quest'oggi e domenica, quando al Palamellano sarà di scena Iseo. Intanto Desio che è andata ancora a realizzare, allora si allunga ancora la forbice, 13-2 più 11 ora, altra palla persa dal Sustentu, qui Villani che è rimasto in campo nelle fila del Sustentu, in precedenza era uscito invece Guillermo Laguzzi, riesce a deviare il pallone oltre
la linea di fondo. Più 11 Desio, 13-2 il punteggio, 36 secondi per chiudere il primo quarto di gioco. Rimessa dal fondo di cui si incarica Roberto Buzzini per Desio, il pallone però perso in maniera banale. Coach Villa si dispera in panchina e comanda subito un cambio. Dall'altra parte Elia ha bisogno di chiudere in crescendo il sustento questo primo quarto. Villani prova ad attaccare il pitturato, va dentro, buono lo scarico per Passaretti che commette però una evidente infrazione di passi. Ha ragione qui il direttore di gara nel sanzionare l'infrazione di Passaretti, che ha mosso i piedi al momento dello scarico di Villani che era arrivato però coi tempi giusti. In questo caso ha funzionato l'attacco del sustento, difetto però in fase realizzativa, e allora Desio che può andare fino in fondo con questo ultimo attacco del primo quarto. Valentini in possesso del pallone, sale e riceve Torgano, poi si va in ricezione profonda, fallo in attacco però di Verri su Elia, sbraccia in maniera evidentissima il giocatore ex Mestre. Fallo in attacco allora Sustento che può chiudere davanti questo primo quarto. Cambio, esce Verri che non è contento del fallo che gli è stato comminato in precedenza, lascia il campo in favore di Luca Albique, altro giovanissimo giocatore prodotto dal vivaio della Rimadesio. Villani va dentro contro tutti, riesce finalmente a stappare quel canestro a 2 secondi praticamente dal termine del primo quarto. Applaude il Palamellano. 7 decimi ancora, vediamo se Desio riesce a inventarsi qualcosa. Valentini con una sorta di preghiera che termina oltre la linea di fondo. Allora dopo i primi 10 minuti di gioco al Palamellano di Sesto, davanti c'è la Rimadesio con il punteggio di 13-4. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, ma rimanete ovviamente su Directa Sport, tra poco saremo nuovamente in diretta. Secondo quarto al Palamellano, Nicola Elia a rimettere in gioco all'indirizzo di Fabio Villani, chiamato lo schema. 13-4 il punteggio dopo i primi 10 minuti di gioco. Trionfo riceve in punta, poi il pallone per Mirko Pilo, sale e riceve dall'altra parte Fabio Villani, poi il blocco di Elia che sale e riceve oltre l'arco, vuole portare spalle a canestro con un accoppiamento vantaggioso il giocatore in maglia numero 4 Buzzini. Attacco però del Sustento che non sortisce alcun effetto se non un'altra palla persa. Prova a prendere la linea di fondo il numero 18 Torgano, recupera però il Sustento. Mirko Pilo prova a premere sull'acceleratore preso in consegna da Poggi. Fallo della difesa, fallo commesso in particolare dal giocatore in maglia numero 9, si trattava proprio di Giovanni Poggi. Rimessa dal lato per il Sustento, se ne incarica Mirko Pilo, punteggio che non è cambiato dall'inizio del secondo quarto, sempre 13-4, solo 2 canestri dal campo per il Sustento nel corso del primo quarto, ma anche Desio ha avuto difficoltà, ha realizzato infatti tanto dalla lunetta. La compagine lombarda, intanto altra banale palla persa nell'attacco del Sustento, stavolta viene pestata la linea al momento della partenza in palleggio e dunque Desio che può recuperare il pallone con la rimessa in gioco già eseguita da Poggi all'indirizzo di Buzzini. Buzzini che chiama lo schema, fuori c'è Casati che riceve e poi si prende il tiro dalla lunga distanza, lo sbaglia ma pasticcia, rimbalzo di Sustento con Casati che sbaglia ancora una volta da sotto canestro, riesce a recuperare il rimbalzo lungo, poi sugli sviluppi Romeo Trionfo c'è Nicola Elia qui accoppiato con Torgano, vediamo se lo attacca dal palleggio, blocco in movimento qui molto severa ancora la coppia arbitrale di Passaretti. A stretti termini di regolamento è corretta questa sanzione arbitrale, vedremo se il metro rimarrà questo nel corso di tutti i 40 minuti. Intanto torna in campo Mauro Graviano per il Sustento e torna anche Guillermo Laguzzi, sono usciti Fabio Villani e Mauro Passaretti. Altra rimessa dal lato per Desio con Buzzini, fuori c'è Torgano a lavorare dal palleggio, qui sportellate sotto canestro con fallo commesso da Mauro Graviano, se non ho visto male, Graviano che era accoppiato in questo caso con Buzzini, anzi Graviano che ha subito il fallo e dunque Sustento che può tornare in zona d'attacco. Altro
fallo dunque combinato all'attacco dell'Aurora Desio, sempre punteggio bassissimo, 13-4 con 8 minuti e 38 secondi ancora da giocare prima dell'intervallo lungo. Mirko Pilo, mano sinistra, prova a prendersi il corridoio di penetrazione, illuminante lo scarico per Trionfo che però vanifica tutto da sotto canestro. Sarebbero stati 2 punti importantissimi per il Sustentu, vediamo se punisce Desio dall'altra parte con l'ottima partenza e poi lo scarico di Casati dietro la schiena per Torgano, tripla di ottima fattura qui per l'attacco di Desio che ci mette anche un po' di spettacolo. Canestro dalla lunga distanza per Torgano che vale il più 12, 16-4 per Desio. Qui taglio di Pilo non servito, si torna in punta da Graviano, preso in consegna da Buzzini, il gioco a 2 ottimo con Laguzzi e finalmente l'attacco sestese riesce a partorire un altro canestro, ora meno 10, 16-6 il punteggio. Desio che dall'altra parte trova spazio con Buzzini, il passaggio di tocco per mettere in ritmo ancora Casati, errore per Casati, qui Politi a disturbare Trionfo, prova a correre Nicole Elia dall'altra parte, preso in consegna da Torgano, ancora Nicole Elia che gli nasconde il pallone, va fuori da Trionfo, ha spazio per la tripla mancina, Trionfo molto lungo però il suo tiro. Allora Desio che torna in attacco, ritmi alti a dispetto del punteggio bassissimo, ancora Trionfo qui si prodiga e riesce a toccare il pallone, ad anticipare il suo diretto avversario. Rimessa dal fondo per Desio, ennesimo cambio con Casati che torna in panchina e lascia spazio ad Andrea Negri, rimessa dal fondo, 7-19 per chiudere il secondo quarto al Palamellano. Buzzini a rimettere in gioco per la Rima Desio, si smarca e riceve Torgano, troppo spazio ancora per Torgano che per fortuna del Sustentu stavolta sbaglia e non di poco. Airball per Marco Torgano, abbiamo già parlato di lui in precedenza, arrivato dopo un quadriennio all'Urania Milano con statistiche molto importanti, 10,8 punti di media nell'ultima stagione, ma quasi sempre viaggiato in doppia cifra di media. Il capitano tra l'altro della Rima Desio, qui palla persa dal Sustentu, ancora Torgano, stavolta non sbaglia, lanciato in contropiede, si lamenta Nicole Elia, a mio avviso non ha tutti i torti perché Torgano sembrava aver commesso una infrazione di passi, ha camminato per un istante col pallone in mano, non se ne è avveduta la coppia arbitrale. Buon per Desio che ora si porta nuovamente sul più 12, 18-6 il punteggio. Graviano dal palleggio, pallone fuori per Mirko Pilo, ancora Mirko Pilo che cambia mano, qui cerca un tiro difficile, arriva un errore per l'esterno sassarese, ex tra le altre della Dinamo Sassari, ma Desio dall'altra parte commette l'ennesimo fallo in attacco della sua partita. Stavolta il colpevole sembrava essere il numero 9 Poggi, cambio per Desio ancora con Buzzini che lascia il parquet a vantaggio di Valentini. Figlio d'arte, abbiamo detto, prodotto del settore giovanile di Casale Monferrato, classe 97, sulle orme praticamente di Amedeo della Valle. È venuto fuori questo giovane che ha già avuto modo di esordire in A2 scusate, con le fila del Casale Monferrato, tra l'altro figlio d'arte, il primogenito di Andrea Valentini, ex giocatore di Torino, Ragusa, Pozzuoli e Riva del Garda tra le altre, ma soprattutto vice di Marco Crespi proprio a Casale Monferrato. È stato tra l'altro Valentini anche capo allenatore nella stagione in Serie A 2011-2012, conclusa con la retrocessione in A2 dei piemontesi. Intanto è ripreso il gioco con Villani che provvede a questo passaggio consegnato all'indirizzo di Laguzzi, poi Villani che si deve inventare un tiro assolutamente fuori ritmo, lo sbaglia Fabio Villani. Torgano dall'altra parte per il passaggio dentro di Politi che appoggia con uno strano tiro praticamente di tocco verso il canestro che viene convalidato ovviamente. 20-6 più 14, massimo vantaggio nella partita per l'Aurora Desio. Coach Marco Sassaro non ha ottenuto le risposte sperate da parte dei suoi ragazzi e chiama ancora a time out. Si riprende a giocare con il Sustentu sotto di 14 lunghezze, 20-6. Vediamo come reagisce in uscita dal time out la formazione bianco-blu. Qui Trionfo fa circolare per Nicole Elia, esce e riceve Mauro Graviano, accoppiato
qui con Andrea Negri, dall'altra parte c'è l'uscita di Nicola Elia, poi bella la partenza lungo la linea di fondo da parte di Romeo Trionfo, in ritardo con lo scivolamento difensivo il suo avversario diretto, si trattava del numero 11 in questo caso. Si trattava in particolare di Luca Valentini. Rimessa dal fondo per il Sustentu con Fabio Villani che andrà a rimettere. Cambio con Mauro Graviano che esce ed entra sul parquet Luigi Cabriolu. Allora si verifica quella circostanza di cui vi avevamo parlato in precedenza. Cabriolu, inusuale playmaker nelle fila del Sustentu. Intanto Trionfo ha sbagliato un altro tiro ma tiene vivo a rimbalzo Guillermo Laguzzi che è il terzo miglior rimbalzista del girone con 8,8 rimbalzi di media a partita, ne ha conquistati 14 nella sfida di domenica scorsa sul campo dell'Urania Milano. Qui ha sbagliato però il giocatore argentino. Allora Desio dall'altra parte con Torgano sul blocco di Politi, circola il pallone per Valentini, Valentini lungo la linea di fondo, costretto a indietreggiare, fuori c'è ancora Negri, lo spazio poi ancora per il tiro di Torgano, ancora in ritmo, ancora una tripla implacabile. Torgano, il capitano di Desio, che sta scavando il solco a suon di triple. Ora 23-6 il punteggio, 4:30 per chiudere il secondo quarto. Il blocco di trionfo per Elia, poi taglia dentro Fabio Villani, si prende la tripla, invece Nicola Elia sbaglia, prova a tenere vivo il giocatore del Sustentu che non riesce però nel suo intento. Allora altro attacco a vuoto per i sestesi, mentre coach Villa provvede a un altro cambio, esce con il numero 9 Poggi ed entra in campo con il numero 10, si tratta di Andrea Mazzoleni. Rimesso già in gioco il pallone per la Rima Desio con Valentini in possesso del pallone, sale per il blocco Mazzoleni che però poi non blocca e scambia in angolo con il numero 15 Casati. Ancora un tiro da sotto per Politi, errore per il pivot classe 1980 dell'Aurora Desio. Dall'altra parte Nicola Elia dopo il gioco a due con Laguzzi cerca uno scarico difficile, non lo trova, voleva un fallo, non trova neanche il fischio arbitrale amico il giocatore del Sustentu che fatica tantissimo in zona offensiva, si attarda nelle proteste. Nicola Elia richiamato ora dai compagni in panchina. Altro time out in campo, 23-6 il punteggio in favore dell'Aurora Desio quando mancano 3 minuti e 56 secondi al termine del secondo quarto di gioco. Rimessa dal fondo per la Rima Desio che in questo momento schiera un quintetto composto da Mazzoleni, Valentini, Negri, il numero 15 Casati e il numero 5 Politi. Il Sustentu invece risponde con Villani, Cabriolu, Laguzzi, Elia e Trionfo. In attacco la Rima Desio, Casati in un angolo. Ora il pallone che torna fuori per Negri, preso un po' in contropiede, il pallone gli scivola praticamente in mezzo alle gambe, palla persa da Desio e Sustentu che può tornare in zona d'attacco per cercare di ricucire questo nettissimo parziale negativo che la vede ora sotto col punteggio di 23-6. Cabriolu ha ceduto all'indirizzo di Villani, poi Laguzzi fuori per Nicola Elia, esce dai blocchi Cabriolu che non può ricevere stante la difesa molto aggressiva da parte di Andrea Negri, la finta di Elia che arriva praticamente sotto canestro e riesce ad appoggiare al vetro con grande gioia del pubblico del Sustentu che quasi tira un urlo di liberazione. 23-8, c'è ancora tanta strada da fare però per il Sustentu che ora difende a zona, prova con questa mossa coach Sassaro, se non ho visto male dovrebbe essere questo l'adeguamento difensivo dei Pirati, ancora dall'angolo però Casati punisce per Desio. Allora 26-8, non c'è spazio ancora per la rimonta dei Pirati, attacca bene Desio dopo le difficoltà iniziali con tanti punti che sono arrivati praticamente solo dalla lunetta. Ora gira bene l'attacco della formazione allenata da coach Villa, qui Cabriolu va dentro con coraggio e riesce finalmente a trovare un briciolo di continuità in attacco. Il Sustentu non ha timori reverenziali di sorta, il classe 99 Luigi Cabriolu che trova i primi 2 punti della sua partita. Dall'altra parte Negri con
10 secondi per l'attacco di Desio. Valentini vuole palla a Casati per un altro tiro da 3 punti, stavolta sbaglia Casati, rimbalzo di Laguzzi, poi il pallone controllato da Nicola Elia che lo porta in zona offensiva, preso in consegna da Negri, si va a spalle a canestro da Romeo Trionfo, subito raddoppiato, poi palla che circola per Villani, dentro da Cabriolu, il pallone che si arrampica sul ferro e va dentro. 4 punti in fila di Luigi Cabriolu che prova a trascinare il Sustentu, lo riporta sul meno 16, 26-10 ora il punteggio. 1 minuto 59 secondi prima dell'intervallo lungo, il time out stavolta lo deve chiamare coach Villa. Meno 14 Sustentu, 26-12 il punteggio e non 26-10 come erroneamente detto in precedenza. Durante il time out è stato aggiornato il tabellone della partita. Intanto Desio che attacca con Politi, spalle a canestro, gran potenza fisica per lui che stavolta però non riesce a trovare la giusta misura da sotto canestro, già pronto sul cubo dei cambi per il Sustentu Davide Varroni. Intanto Elia da 3 punti, sfortunatissimo qui Nicola Elia, il pallone entra ed esce, allora prova a rispondere Desio dall'altra parte dopo questo mini parziale negativo, tripla fronte a canestro per Andrea Negri che realizza con gran mano, il giocatore che è anche il miglior marcatore della Rimadesio con 15 punti in 33 minuti di impiego, a cui aggiunge anche 5 rimbalzi. Dall'altra parte errore per Fabio Villani, 29-12 il punteggio. Sustentu che aveva faticosamente trovato un po' di fiducia in attacco, sta però rischiando di dilapidare quanto di buono costruito negli ultimi minuti. Qui altra tripla dall'angolo, stavolta a prenderla è Mazzoleni, errore qui e poi il rimbalzo controllato da Nicolelia che voleva un altro fallo, volano sportellate là sotto. Nicolelia che ha già chiamato lo schema, arriva Laguzzi a bloccare, mano sinistra per Elia, murato qui dall'intervento difensivo di Casati, si lamenta ancora con gli arbitri. Elia tripla cortissima, davvero fuori ritmo per Laguzzi che qui ha esagerato un pochino. Sempre meno 17 Sustentu sul 29-12, attacca ancora Desio contro la zona del Sustentu, qui va dentro Mazzoleni, fermato con il fallo da parte di Cabriolu, se non ho visto male, sì, è il primo fallo della partita di Luigi Cabriolu, mentre arriva il cambio per il Sustentu. Entra Varrone ed esce Laguzzi, un po' poco lucido negli ultimi attacchi del Sustentu. Dall'altra parte è tornato in campo con il numero 13 Verri ed è uscito invece con il numero 5 Filippo Politi. Viaggio in lunetta per Mazzolini, andiamo a vedere anche le sue statistiche fino a questo momento. 2 punti, 2 su 2 dalla lunetta con 2 rimbalzi in 9 minuti e mezzo di impiego da parte di coach Villa. Una particolarità interessante riguarda anche il tecnico dell'Aurora Desio, mentre Mazzoleni realizza il suo primo tiro a cronometro fermo. Coach Villa, giovanissimo, pensate, classe 1983, è allenatore della prima squadra dell'Aurora Desio dal 2012, è entrato a far parte della società fin dal 2006, si è guadagnato la panchina della prima squadra a suon di risultati importanti nel settore giovanile dell'Aurora. Qui pressato Cabriolu, perde un pizzico di lucidità, palla persa dall'attacco del Sustentu. Cabriolu che è un ottimo passatore ma che non è un playmaker di ruolo e dunque sotto pressione come nell'ultimo caso nell'accoppiamento con Negri rischia di andare un po' in difficoltà. Recupera Desio qui con il tiro tentato da Buzzini, l'errore però da parte del playmaker di Desio. Finisce anche il cronometro del secondo quarto, non va a buon fine questa preghiera tentata da Nicola Elia. Il parziale al termine dei primi 20 minuti di gioco vede l'Aurora Desio avanti sul Sustentu Sestu con il largo parziale di 31-12. Un'occhiata alle statistiche. Fino a questo momento il miglior realizzatore della partita è Torgano con 8 punti segnati, alle sue spalle anche Negri sempre a quota 8 e poi ci sono Politi a 6, Mazzoleni a 4 e Casati a 3 per Desio. Dall'altra parte il Sustentu che ha realizzato appena 12 punti in 20 minuti vede
Guillermo Laguzzi a quota 4 punti realizzati assieme a Luigi Cabriolo. A quota 2 ci sono invece Nicola Elia e Fabio Villani. È tutto per il primo tempo dal Palamellano di Sesto. Rimanete però in diretta perché dopo una piccolissima pausa torneremo sempre su Directa Sport, pronti a raccontarvi il secondo tempo di Sustentu Sesto Aurora Desio, recupero della terza giornata del campionato di Serie B maschile di basket. L'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata. No, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnoret. Sta per iniziare il secondo tempo al Palamellano di Sesto, 31-12 il punteggio in favore della Rima Desio dopo i primi 20 minuti di gioco, un punteggio molto largo, scaturito in parte ovviamente anche dalle grossissime difficoltà incontrate dal Sustentu in zona d'attacco. Diamo un'occhiata anche alle statistiche per evidenziare meglio questo fatto. Sustentu che ha tirato con 6 su 22 da 2, 0 su 3 da 3, queste sono le cifre. Dall'altra parte invece Desio ha tirato con 4 su 13 da 2 e 5 su 15 da 3 punti, con 8 su 8 ai liberi, non ha tirato alcun libero invece il Sustentu nel corso del primo tempo. Terzo quarto che è iniziato in quintetto per coach Villa. Ci sono il numero 8 Negri, il numero 5 Politi, il numero 10 Mazzolini, il numero 13 Verri che qui sbaglia da 3 punti e poi il numero 11 Valentini. Il Sustentu invece è tornato in campo con Villani, Trionfo, Laguzzi, Varrone e Pilo. Qui per poco Guillermo Laguzzi non riesce a realizzare un gioco da 3 punti, va dentro molto aggressivo il giocatore classe 1982, a 34 anni ha fatto il suo esordio in Serie B e lo ha fatto con ottime cifre, lo abbiamo detto in precedenza, terzo miglior rimbalzista del girone a 8,8 di media. Qui realizza il primo tiro a cronometro fermo Guillermo Laguzzi, molto importante anche domenica scorsa a Milano con 14 rimbalzi conquistati in partita. 1 su 2 per il giocatore nativo di Hernando nella zona di Cordoba in Argentina, zona dell'Argentina che ha dato i natali a tantissimi campioni. Qui attacca Desio con Politi in difficoltà sulla pressione di Varrone, riesce comunque con grande astuzia a trovare il varco lungo la linea di fondo per realizzare il canestro del più 20 Desio, 33-13 il punteggio, mentre Romeo Trionfo riceve in punta, prova la partenza in palleggio con la mano sinistra, la ricezione poi di Varrone contro 2 avversari, il suo tiro fuori equilibrio, non trova il bersaglio, poca potenza anche fisica in questo caso per Varrone dopo la ricezione sullo scarico di Trionfo. Dall'altra parte attacca Desio con Mazzolini, mano sinistra, gioco a 2 con Verri, il tiro appoggiato al vetro è sbagliato, bello qui il rimbalzo da parte di Laguzzi che appoggia poi il pallone all'indirizzo di Fabio Villani, ancora Fabio Villani, il cambio di mano, poi si incarta col pallone in mano il playmaker del Sustentu. Non ci voleva per i Pirati quest'altra palla persa da parte di Fabio Villani, un po' frenetico a volte in possesso del pallone, vuole giustamente accelerare il gioco, non riesce però a trovare il ritmo in attacco il Sustentu, così facendo dall'altra parte Mazzolini da 3 punti molto corto, arpiona un altro pallone Laguzzi che ci sta provando a mettere ancora il suo, ha bisogno però di sbloccarsi ancora in attacco il Sustentu. Qui 1 contro 1 giocato da Laguzzi, lo scarico per Trionfo, qui il tiro
dalla media distanza va a segno per Romeo Trionfo. Le ultime due partite sono state in crescendo per il giocatore nativo di Mesagne in provincia di Brindisi. 16 punti contro Crema, 11 invece domenica a Milano. Sta viaggiando a circa 7 punti di media dopo le prime uscite non proprio semplicissime. Sta cercando di trovare ritmo. Romeo Trionfo ora in possesso del pallone dopo l'errore della Rimadesio, qui consegnato, meglio finta di consegnato di Laguzzi per Villani, su cui è ancora attiva la pressione di Negri. Qui Villani che poi va a inseguire Negri che voleva il fallo antisportivo. Non ci sono gli estremi a detta del duo arbitrale. Negri che prosegue nelle sue proteste. Cambio per coach Sassaro, esce Laguzzi ed entra in campo Mauro Passaretti. Ci saranno liberi per Negri che conosce bene le difficoltà in regia del Sustentu, con Graviano che rimane ancora fuori da questa partita. Allora va a pressare forte su Villani che non è un playmaker di ruolo. Qui palla persa, Desio che prova a capitalizzare dalla lunetta, continua a realizzare Negri. Ancora un canestro per lui, Negri che arriva così a quota 9 punti segnati, ora 10 nella sua partita, e ristabilisce il più 20 in favore di Desio. 35-15 il punteggio, 7-20 per chiudere il terzo quarto. Attacca il Sustentu con Romeo Trionfo, palla fuori per Varrone, fa circolare a sua volta per Mirko Pilo, mano sinistra per Pilo, fallo di Valentini in ritardo sul primo passo molto rapido del giocatore sassarese. Fallo del prodotto del vivaio di Casale Monferrato, rimessa dall'angolo, o meglio dal lato per il Sustentu. Il blocco di Passaretti per Villani che riceve in questo istante ancora forte Negri su di lui. Villani prova a scaricare per Trionfo, poi sotto si va da Varrone contro due, a sua volta Varrone riesce a scaricare per Mauro Passaretti che era rimasto lì sotto le foglie e realizza il layup del 35-17. Qualche timido segnale nell'attacco del Sustentu che però ha bisogno di continuità. Qui Torgano ha spazio per il tiro in uscita dai blocchi, attacca molto bene Desio che occupa l'attuale posizione di classifica, ultimo posto con 2 punti assieme al Sustentu e assieme a Iseo. Lo ricordiamo soprattutto in virtù di un calendario difficile che l'ha vista incontrare in trasferta per giunta molte delle corazzate di questo campionato. Ha ottenuto sabato scorso la sua prima vittoria in questa stagione sul campo di Costa Volpino che invece a sua volta aveva regolato il Sustentu con un margine di vantaggio anche abbastanza netto. Intanto abbiamo assistito a un saggio delle doti di Valentini che è andato dentro con grande velocità, ha tenuto il contatto e ha realizzato con il fallo da parte della difesa. Dunque possibilità di gioco da 3 punti per Valentini. 39-17. Ora il passivo inizia ad assumere contorni abbastanza scoraggianti per il Sustentu. Valentini sbaglia il libero aggiuntivo, ma Verri vola a rimbalzo e realizza il canestro del 41-17. E ora è dominio totale per l'Aurora Desio. Difficoltà prolungate per il Sustentu, Pilo cadendo all'indietro e il suo tiro non è assistito però dalla fortuna. Già recuperato Desio che fa correre Valentini, il tiro in ritmo ancora per Negri, secondo ferro ma lotta a rimbalzo, meglio arriva per primo sul rimbalzo lungo ancora Valentini, il pallone dentro per Verri, il tiro appoggiato al vetro ancora a segno per Verri che realizza così 4 punti in fila. 43-17. Gesto di stizza per Davide Varrone che scalcia il tabellone pubblicitario a ridosso della panchina del Sustentu. Un riepilogo anche di quanto fatto nel corso della carriera da Damiano Verri che ha realizzato, lo ricordiamo, gli ultimi 4 punti dell'Aurora Desio. Ala pivot del 1985, 2,6 metri di altezza, arriva, lo abbiamo già ricordato, dal basket Mestre in C-Gold. Vanta anche un'esperienza negli Stati Uniti, nel
un junior college del New Mexico, ha maturato varie esperienze in B1 con squadre come Osimo, Brescia, Trapani e Verona. Quest'anno sta viaggiando a 5,4 punti di media in 23,6 minuti di impiego. A queste cifre sta aggiungendo anche 5 rimbalzi di media, soprannominato Air Dam in virtù del suo grande atletismo. L'abbiamo visto in precedenza dopo il libero sbagliato da Valentini. Spesso e volentieri i suoi tifosi lo vedono eseguire delle schiacciate spettacolari, anche uno specialista del 3 contro 3, infatti è campione d'Italia dello Streetball Italian Tour in compagnia del giocatore Andrea Negri, suo compagno di squadra nella Rima Desio. Intanto il gioco che è ripreso, il pallone in post per Trionfo, ancora uno scarico buono per Passaretti che però si fa stoppare dall'intervento difensivo ancora di Damiano Verri. Allora dall'altra parte c'è Valentini, la virata su Mirko Pilo, ancora Valentini con la mano sinistra dopo anche il blocco di Politi, pallone ribaltato molto bene per Verri che poi andava a cercare dentro Politi. Attacca ancora con grande sicurezza Desio, che qui ha ancora 10 secondi per il suo tiro. 5:19 per chiudere il terzo quarto, 43-17 il punteggio in favore dei lombardi. Qui il tiro se lo prende ancora Negri e lo manda a segno. Negri che arriva a quota 12 punti segnati nella sua partita, il miglior realizzatore di questa partita con questi 2 punti. È infatti staccato Torgano che è fermo a quota 10. Varrone va a spalle a canestro, ancora Romeo Trionfo, il taglio di Pilo, lo scarico poi nel nulla per una via di mezzo tra Varrone e Passaretti. Desio che prova ancora a rispondere qui con Torgano in ritmo per la tripla. Allora controsorpasso di Torgano che sale a 13 punti segnati, 48-17, meno 31 per il sustento. E allora sta prendendo forma anche la quinta sconfitta in campionato per i Pirati, che qui provano a duettare sotto con Passaretti e Varrone. Varrone contro 2 tiene lì il pallone, lo recupera Villani, il tiro in allontanamento sbagliato da parte del capitano del Sustento che ci ha messo tanto cuore quanta imprecisione nel corso di questa partita. Qui la tripla se la prende anche Politi, per poco non la manda a segno. Valentini prende il rimbalzo, poi fuori ancora per Negri, stavolta arriva un errore per Negri, lavora bene al rimbalzo Passaretti, c'era forse anche un fallo su Davide Varrone, protesta Mauro Graviano in panchina. Dall'altra parte riesce a realizzare Mirko Pilo il canestro del 48-19, meno 29. Sustento in piedi, coach Marco Sassoro a dare indicazioni, ha fatto alzare dalla sua panchina anche Edoardo Melis. Intanto c'è fallo in attacco da parte di Politi che costa dunque una palla persa al Sustento. Entra in campo in questo momento Edoardo Melis, pivot del Sustento, che prenderà il posto verosimilmente di uno tra Varrone e Passaretti. È proprio Varrone ad uscire, Edoardo Melis che sta avendo poco minutaggio nel corso di questo campionato a causa dei problemi fisici che lo hanno condizionato a inizio stagione. Infatti non ha potuto svolgere la preparazione precampionato assieme ai compagni, sta pian piano cercando di trovare la forma migliore il giocatore ex Scuola Basket Cagliari. Qui ancora pressione sulla rimessa da parte di Negri, sporcato il pallone sulla ricezione di Fabio Villani. Ci sarà da ripetere la rimessa, stavolta a dire il vero da fondo campo, con Romeo Trionfo a rimettere in gioco. Pressione a tutto campo ancora per Desio che non si accontenta, esce bene però dalla press il Sustento con Edoardo Melis che porge poi il pallone all'indirizzo di Mirko Pilo. Sale ancora Melis per il gioco a 2, lo scarico di Pilo però direttamente nelle mani di Torgano con Trionfo che poi deve andare a commettere questo fallo che è antisportivo per Romeo Trionfo, se non ho visto male la sanzione arbitrale, anzi è così, fallo antisportivo per Romeo Trionfo, il secondo della sua partita. Si è giustamente disinteressato del pallone a detta della coppia arbitrale, cercando direttamente il braccio di Torgano. Allora inevitabile la sanzione di fallo antisportivo, dunque 2 liberi più possesso per l'Aurora. Desio con Torgano che realizza, ora sono 14 i suoi punti. Torgano che fa 2 su 2 e sale a quota 15 punti in questa partita.
alla sua seconda presenza in campionato. Lo ricordiamo, Marco Torgano, capitano della Rima Desio, punteggio ora di 50-19, mentre attacca ancora Desio dopo questo possesso aggiuntivo. Torgano dal palleggio, Edoardo Melis va a spalle a canestro il giocatore in maglia numero 20 Luca Albico, e poi fuori ancora da Torgano, tripla sbagliata, rimbalzo di Trionfo che porge poi il pallone all'indirizzo di Fabio Villani. Attacca il Sustentu con Villani, sale Passaretti, non riceve, anzi riceve in questo istante, poi consegnato ancora di Passaretti, poi Pilo prova ad andare dentro, arresto e tiro con mano morbida per Mirko Pilo. Abbiamo già ricordato in precedenza, miglior realizzatore nelle fila del Sustentu in questo campionato a quota 14 di media. Quest'oggi è giunto a quota 4 con questo canestro realizzato. Si va poi nell'attacco di Desio dalle parti di Verri, che qui commette una evidente infrazione, o meglio un evidente fallo di sfondamento su Passaretti che finisce a terra. Intanto time out in campo, interruzione della partita sul punteggio di 50-21 in favore di Desio, quando mancano 2 minuti e 36 secondi al termine del terzo quarto di gioco. Si riprende a giocare con una novità nel quintetto della Rima Desio, con Poggi che è tornato in campo, è uscito invece Valentini. 50-21 come abbiamo detto la situazione di punteggio, che vede nettamente avanti la Rima Desio che dunque verosimilmente andrà a conquistare la sua seconda vittoria in campionato, la seconda in trasferta. Ha vinto anche sabato scorso a Costa Volpino la formazione arancio-blu. Qui sanzionato un fallo ai danni del numero 20 Luca Albique, fallo che manderà in lunetta Mauro Passaretti, giocatore classe 1993 nelle fila del Sustentu, che nelle ultime 2 giornate sta dando tanto a livello di impatto in uscita dalla panchina. Anche a Milano è stato molto positivo il giocatore, che parte per terzo nella rotazione dei lunghi di coach Sassaro, alle spalle di Varrone e Melis, anche se Melis sta ovviamente accusando dei problemi dovuti al suo lungo recupero. Allora sta scalando via via posizioni e sta ottenendo del meritato minutaggio il lungo ex decimo. 50-22 il punteggio, 1 su 2 dalla lunetta per Mauro Passaretti. Il blocco di Albique per Roberto Buzzini, e poi il pallone che arriva in punta da Torgano che batte facilmente dal palleggio Nicola Elia, che però dal canto suo lamentava un blocco irregolare ai suoi danni. Non ha ragione, secondo gli arbitri, che gli raccomandano anche di limitare le proteste a questo punto della partita. Rimessa dal lato per la Rima Desio con Andrea Negri, che rimette in gioco per Buzzini, ancora Buzzini dal palleggio, mano destra per lui, il tiro in allontanamento che è sbagliato, ma nessuno si cura di Albique a rimbalzo, che con tutta calma può prendere il rimbalzo, sbagliare una volta, recuperare un altro rimbalzo e poi infine segnare il canestro del nuovo più 30 per l'Aurora Desio a 1 minuto e 35 secondi dal termine del terzo quarto di gioco. Qui al Palamellano di Sesto solo 22 punti segnati dal Sustentu. Qui intanto altra palla persa per infrazione di passi di Fabio Villani. Ricordiamo un dato statistico eloquente, ovvero il Sustentu Sestu, che è il peggior attacco del girone, con 56,4 punti di media realizzati a partita. Quest'oggi verosimilmente andrà addirittura sotto media. Il terzo peggior attacco di tutta la Serie B, di tutti e 4 i gironi della Serie B. Solo Maddaloni e Monteroni, rispettivamente nei gironi C e D, segnano meno dei Pirati. Dall'altra parte Desio, che però alla vigilia di questa partita non segnava molto di più, 62,8 di media, il terzo peggiore del girone dopo appunto Sestu e Faenza. Intanto altro canestro realizzato da Desio, ora sul più 32, 54-22, partita che ha veramente pochissimo da dire a questo punto, con Casati che tocca l'indirizzo di Poggi e poi parte la transizione di Desio. Qui Poggi era solo sotto canestro, ignorato però da Albique, che si mette in proprio e sbaglia. Rimbalzo conquistato da Villani, 36 secondi al termine
del terzo quarto, vediamo se riesce a smuovere qualcosa nel suo attacco il Sustento, con i buoi che sembrano già abbondantemente in realtà scappati dalla stalla. Qui sbaglia Mirko Pilo dopo la penetrazione centrale, altra transizione per Desio con Torgano che stavolta preferisce non affondare il colpo. Chiamato lo schema testa da parte di Buzzini, il blocco di Albique che poi va a bloccare anche all'indirizzo di Torgano, riceve lontano da canestro Torgano accoppiato con Mirko Pilo, ancora un blocco da parte di Albique che poi rolla dentro. Albique che si trattava di Torgano ovviamente, che si intestardisce un po' nella soluzione personale, riesce comunque a trovare il fallo della difesa che lo porterà in lunetta per 2 liberi a 1 secondo e 9 decimi dal termine del terzo quarto. Un'occhiata anche alle statistiche di Torgano, a 17 punti fino a questo momento, arriva così a 18 nel corso della sua partita, 3 su 4 da 2, 3 su 6 da 3, invece ai liberi sono 4 su 4 con questo canestro realizzato, canestro del 56 a 22. Termina anche il terzo quarto al Pala Mellano, davanti c'è Desio in netto vantaggio di ben 34 lunghezze sul 56 a 22. Inizio del terzo quarto al Pala Mellano, situazione di punteggio ormai assolutamente compromessa per il Sustentus, sotto sul punteggio di 56 a 22. Si gioca per recuperare un pizzico di entusiasmo, un pizzico di fiducia nonostante questo largo passivo, in vista di un'altra importantissima partita che vedrà domenica alle 15 su questo campo i Pirati contro l'Argom Iseo, formazione che alla vigilia di questa partita condivideva l'ultimo posto in classifica con i Pirati e con l'Aurora Desio che dunque lascia questa cattiva compagnia, potremmo così definirla, sale a quota 4, Sustento che rimane a 2 da sola in compagnia di Iseo, e domenica sarà una sorta di spareggio. Sustento che deve assolutamente evitare di uscire senza punti da questo doppio scontro interno. Intanto vediamo giustizia questo bel rimbalzo d'attacco e questo conseguente canestro realizzato da Mauro Passaretti. Dicevamo Sustento che deve assolutamente uscire con almeno 2 punti da questo doppio impegno casalingo per non complicare la sua rincorsa alla salvezza. Dall'altra parte Torgano realizza, saranno 9 minuti e 10 secondi di sostanziale garbage time, salvo clamorose quanto impronosticabili a questo punto sorprese. Nicola Elia in possesso del pallone. Ricordiamo anche quello che sarà il prossimo impegno della Rimadesio nel campionato di Serie B. Nel prossimo weekend i ragazzi di coach Villa se la vedranno in casa contro Crema, formazione che abbiamo già visto ospite su questo campo e vittoriosa anche su questo campo grazie a una gran prestazione nel finale di Manuelli. Partita che si giocherà questa sabato alle ore 21 sul parquet della Rimadesio. Cambio per coach Sassaro, torna in campo Luigi Cabriolu che riceve in questo istante il pallone, usufruisce del blocco di Passaretti, pallone su un lato per Nicola Elia, si va poi da Mauro Passaretti, sporcato il pallone, lo recupera Nicola Elia. 8:40 per chiudere l'ultimo quarto di gioco, mancava invece un secondo allo scadere del cronometro di 24. Altro errore per Nicola Elia, qui passaggio sotto per Casati che non riesce però a tenere la maniglia. Fabio Villani che recupera il pallone, vuole rimettere in gioco nel minor tempo possibile il cuore del capitano che non vuole mai mollare. Fabio Villani che arrivava tra l'altro a questa partita con dei problemi fisici, è stata una vigilia tormentata in casa Sustento. Graviano aveva appena giocato 10 minuti a Milano a causa del riacutizzarsi del problema al quadricipite femorale che lo aveva fermato contro Costa Volpino e Crema. Anche Pilo e Laguzzi sono stati vittime di acciacchi fisici dopo la trasferta di Milano. Intanto fallo di Edoardo Melis che può sfruttare questo ultimo quarto per guadagnare minuti, per mettere minuti sulle gambe come si dice in queste circostanze. 58 a 26 più 32 Desio, partita senza storia, rimessa dal lato per
Casati nelle fila della Rimadesio, sale Buzzini che però non riceve il pallone invece per Casati, ora Poggi fuori per Casati, ancora tripla con spazio e canestro con coach Sassaro che chiedeva nella circostanza a Mauro Passaretti di uscire con un pizzico in più di aggressività per evitare quest'altra tripla stampatagli in faccia da Simone Casati. 61-26 il punteggio. Fabio Villani qui scarica molto bene sotto per Passaretti, stoppato però da Poggi, contropiede per Torgano con Cabriolo che non può evitare il canestro di Torgano. 23 i punti ora del capitano della Rimadesio. Cabriolo dal palleggio, qui non si intende con Edoardo Melis che cercava invece di prendere posizione spalle a canestro. Doppio cambio per coach Villa con Valentini e Mazzoleni che torneranno in campo ben presto, anzi sono già entrati in campo al posto di Torgano e di Buzzini. Dall'altra parte coach Sassaro ha rispedito sul parquet Davide Varrone e ha richiamato invece in panchina Mauro Passaretti. Ora altra tripla, stavolta dall'angolo, ancora a segno per Casati che è davvero implacabile con questo tipo di soluzione quest'oggi. 3 su 6 da 3 punti con 9 punti segnati nella sua partita. Simone Casati che arrivava a questa partita con delle cifre di 8 punti in 20 minuti di impiego, è un prodotto anche lui del settore giovanile dell'Aurora Desio che lo ha lanciato in prima squadra già nel 2008 nell'allora C dilettanti quando aveva 17 anni, poi dopo un'ottima stagione nel 2010-2011 ha tirato le attenzioni addirittura dell'Orlandina che lo ha portato in Sicilia, poi dopo un lungo girovagare tra Sangiorgese, Ferrara, Lecco e Olginata è tornato a casa. Qui fallo su Luigi Cabriolo che potrà andare in lunetta con 2 liberi. Buono l'impatto in uscita dalla panchina di Luigi Cabriolo che si è proposto con aggressività, con anche personalità in larghi tratti della sua partita. Qui potrà andare in lunetta per 2 liberi. Giovane classe 1999 che sta avendo spazio nel corso di questa stagione nelle fila del Sustento. Aveva però già esordito la sua precedente esperienza in Serie B nelle fila dell'Olimpia Cagliari, era la stagione di Serie B 2014-2015, esordì nel finale di campionato con i Pumas, allora allenati da coach Beppe Caboni, che andavano alla disperata ricerca della salvezza senza riuscirci, tra l'altro dopo un lungo testa a testa contro Fondi. Altra tripla dall'angolo ancora per Casati, altro errore, o meglio stavolta, una volta tanto, arriva l'errore per Casati. Extra possesso non capitalizzato da Desio con Mazzoleni che poi vola a rimbalzo ma non riesce a tenere lì il pallone. 65-27 per l'Aurora Desio, 5:38 prima del termine di questo lunghissimo garbage time che porterà alla seconda vittoria in campionato dell'Aurora Desio e alla quinta sconfitta in stagione invece su 6 partite giocate per il Sustentu Sesto. Qui Fabio Villani, tentativo di penetrazione, deve tornare fuori, non molla di un centimetro la difesa di Desio che rimane lì con aggressività nonostante ormai il punteggio acquisito. Qui finisce a terra Edoardo Melis. Nulla di fatto anche per questo attacco dei Pirati. Coach Sassaro in panchina ora cerca di allenare soprattutto la testa dei suoi ragazzi. Momento complicato, la vittoria di Milano era servita per restituire entusiasmo a tutto l'ambiente. Palestra piena quest'oggi al Palamellano. La prestazione però dei Pirati non è stata delle migliori. Time out in campo, lo ha chiamato il Sustento. 5:14 per chiudere il match, sempre 65-27 in favore della Rimadesio. Si torna a giocare dopo questo time out. Negri ha dato il pallone all'indirizzo di Valentini che è tornato in campo nelle fila dell'Aurora Desio. Valentini a lavorare sul blocco, poi il pallone fuori per Mazzolini, in angolo si va da Casati, stavolta non si prende il tiro da 3 punti. Albique poi per Casati che stavolta sì, si prende la tripla e tanto per cambiare la manda a segno. Quarta tripla della sua partita, 12 punti per Casati,
nella partita una sentenza quest'oggi dalla lunga distanza. Il giocatore arancio-blu della Rimadesio, Varrone qui contro due avversari, fatica a tenerli il pallone, è eccessiva però a detta della coppia arbitrale la pressione difensiva portata da Poggi e Albique, fallo che è stato comminato a Poggi, quarto fallo della sua partita, dovrebbe essere a occhio e croce l'unico giocatore con problemi di falli nelle fila dell'Aurora Desi. Intanto vediamo che Politi si è già praticamente rivestito, difficilmente lo rivedremo all'opera nel corso di questa partita. Varrone qui con un'altra ricezione sotto canestro, a dispetto della grande stazza non dispone in questo caso della giusta potenza per salire su forte con convinzione e depositare a canestro il lay-up. Interruzione della partita. Varrone nella circostanza precedente sosteneva di aver subito fallo, non è stato però accontentato dagli arbitri, rimessa dal fondo per il sustento. 4:27 per chiudere il match già abbondantemente scritto sul 68-27 in favore della Rimadesio. Interruzione della partita che prosegue, c'è probabilmente un problema col cronometro del match. Riepiloghiamo allora le statistiche. Il miglior marcatore del Sustentu non c'è perché ci sono ben 3 giocatori a quota 5 punti, si tratta di Laguzzi, Cabriolu e Passaretti. Questo la dice lunga sulla giornata storta a livello offensivo dei Pirati, qui stoppato con grande vigore Edoardo Melis sotto canestro da parte di Poggi, poi ancora Desio in attacco, fa circolare bene la palla sul perimetro, poi ribaltamento di lato su cui però si fionda con energia ancora Fabio Villani, capitano del Sustentu, che non vuole mollare di 1 centimetro nonostante sia ormai materializzata la quinta sconfitta del Sustentu. Elia sbaglia dalla lunga distanza, voleva un fallo, non lo trova, qui Poggi realizza nonostante il ritorno difensivo di Cabriolu, che sta cercando di sfruttare al massimo questi minuti in campo. Tornerà tra poco sul parquet anche Mirko Pilo, che sveste ora la sopramaglia. Varrone, poi fischio lontano dalla palla per punire il giocatore in maglia numero 10 della Rimadesio. Si tratta di Andrea Mazzoleni, cambio che ora può avvenire nelle fila del Sustentu. Esce Villani, torna in campo Pilo, secondo fallo intanto per Mazzoleni. Nicola Elia che protesta all'indirizzo del signor Lupelli di Aprilia, sosteneva in precedenza di aver subito fallo sul tiro da 3 punti. Intanto ci saranno liberi per Nicola Elia. Allora, abbiamo già parlato di Nicola Elia, esperto giocatore classe 1976, 40 anni compiuti fino a questo momento, 11,2 punti di media in 28 e 8 minuti di impiego, 48% da 3, 73% invece ai liberi. A Milano ha stabilito il suo season high con 17 punti realizzati qui. Manda a referto i liberi del 70-29 in favore della Rimadesio. Un passo dall'intercetto in precedenza Edoardo Melis, Casati tanto per cambiare da 3 punti, stavolta non trova il canestro. Varrone che cerca di strappare via il pallone ad Albique, non ci riesce, anzi Albique praticamente lo strattone a via. Fallo nel frattempo su Valentini, che potrà andare in lunetta con 2 liberi. 3:18 al termine del match. Valentini a segno con il primo libero, 71-29. Sustentu che su questo campo la prima giornata aveva realizzato, se non ricordo male, 49 punti contro Padova, rischia di battere questo record negativo. La formazione bianco-blu che qui attacca, pallone fermo però per troppi secondi nelle mani di Mirko Pilo, si va a spalle a canestro con Elia che ha un accoppiamento vantaggioso con Valentini, non riesce a capitalizzarlo. Buona la partita anche di Valentini, 2 punti soltanto nella sua partita, ma prestazione interessante comunque per il giovane arrivato in prestito da Casale Monferrato. 3 assist anche nella sua partita. Intanto errore con questo libero per Edoardo Melis, ancora una chance per Melis che fa 0 su 2, però si rimane sul 72-29. Vuole ancora attaccare
eseguendo i propri giochi fino in fondo. Desio, Valentini chiama lo schema, braccio esterno un po' pericoloso qui su Mirko Pilo, Casati fa circolare per Mazzoleni, va dentro Mazzoleni costretto a fermarsi, Casati fuori per Albique che provvede a un altro consegnato all'indirizzo di Casati, airball di Casati, non tocca, lascia scorrere Edoardo Melis il pallone oltre la linea di fondo, rimesso già in gioco il pallone nelle fila del Sustentu, cronometro che scorre veloce, ormai partita che non ha più niente da dire. Nicola Elia per Varrone, poi Mirko Pilo dal palleggio sul blocco dello stesso Varrone, si prende una tripla da lunghissima distanza, la manda a segno. Mirko Pilo 7 punti nella sua partita con 2 su 7 da 2, 1 su 1 da 3 punti. Queste sono le cifre del giocatore sassarese classe 1988 che nel corso della sua carriera vanta anche una esperienza in Lega 2 con la maglia della Dinamo Sassari, con cui ha avuto modo di esordire nella stagione 2006-2007, realizzando tra l'altro anche un canestro. Pilo prova ancora l'azione offensiva, qui il passaggio che era destinato sotto all'indirizzo di Varrone, ha recuperato Desio che poi crea un altro tiro piazzato comodo da 3 punti per Mazzoleni, piedi per terra, canestro del 77-32, braccia conserte per coach Sassaro e il segnale di resa ormai definitiva per il Sustentu, che non è riuscito a evitare una sconfitta, tra l'altro molto molto larga nel passivo, troppo larga nei suoi contorni. Qui Melis ci prova a mettere un po' di energia, canestro in semigancio del 77-34 a 1 minuto dal termine. Ormai Desio che attacca sul velluto, Mazzoleni da 3 ormai grandina sul Sustentu. Desio che ha tirato con buone percentuali da 3 punti nel corso di questa partita, sono 10 su 28 fino a questo momento, 80-34. Non ci voleva per il Sustentu non tanto una sconfitta che era preventivabile alla vigilia contro un'ottima squadra come Desio, squadra a cui non rende assolutamente giustizia la classifica attuale, sconfitta che fa male soprattutto per i contorni. 80-34, lo ricordiamo il punteggio finale. Mirko Pilo avrà l'occasione di ricucire un pizzico dalla lunetta, questo passivo molto troppo largo per i pirati, che dovranno essere bravi da qui a pochi giorni a cancellare questo mercoledì sera terribile e tornare in campo con convinzione, con concentrazione, con aggressività per un'altra partita, stavolta davvero decisiva nella lotta alla salvezza contro l'Argom Iseo su questo campo. Non possono lasciare per strada altri punti casalinghi i pirati. 80-36 il punteggio, attacca Valentini dal palleggio, mano sinistra tiene lo scivolamento difensivo Cabriolu, poi c'è Albique ancora in angolo per lo stesso Valentini che poi scarica sotto con Poggi che viene dimenticato totalmente dalla difesa del Sustentu. 82-36, 13 secondi al termine, si attende ormai la sirena finale, attendono i giocatori in campo ma l'attende anche il pubblico del Palamellano. Qui quest'oggi veramente il Sustentu non è riuscito a regalare mai una partita, una prestazione degna di nota. Varrone prova a metterci un po' di forza, riesce a guadagnare 2 liberi il pivot genovese giunto a stagione in corso nelle fila del Sustentu, sbaglia il suo primo tiro a cronometro fermo. Ora ancora una chance Davide Varrone, 0 su 2 per lui, 5 secondi, lascia morire lì il pallone Valentini. Allora finisce qui la Rima Desio, sbanca il Palamellano di Sestu con il punteggio finale di 82-36, seconda vittoria in stagione, seconda vittoria esterna per la formazione allenata da coach Villa. Quinta sconfitta in campionato invece per il Sustentu, che non riesce a sfruttare questo recupero e non riesce soprattutto a dar continuità al successo di domenica sul campo
dell'Urania Milano. Un'occhiata alle statistiche: 23 punti per Torgano nelle fila di Desio, chiude a 12 invece Negri, 10 sono invece i punti realizzati da Mazzoleni. Dall'altra parte il Sustentu chiude con 5 punti a testa per Laguzzi, Cabriolu e Passaretti, anzi Mirko Pilo nel frattempo nel finale di partita li ha sorpassati, ha chiuso a quota 9 punti. Noi ci prendiamo una piccola pausa, rimanete su Directa Sport però, perché tra poco direttamente dal parquet del Palamellano vi offriremo le interviste ai protagonisti, dunque rimanete su Directa Sport. Con Marco Sassaro, tecnico del Sustentu, per analizzare questa sconfitta. Coach, il tabellone finale parla da solo, credo che ci sia poco da aggiungere. Cosa non ha funzionato stasera? Non ha funzionato praticamente nulla forse? Credo sia totalmente eloquente il punteggio che c'è sul tabellone. Credo che insomma ci sia da dare le nostre scuse per quello che abbiamo fatto e per quello che abbiamo fatto vedere alle persone che sono venute qua. Io sono personalmente mortificato e non ho nessun tipo di giustificazione o di alibi per quello che è successo, considerato comunque che, come avevo già detto, Desio è un'ottima squadra, ma una squadra che si deve salvare, un allenatore che si deve salvare, non si possono presentare in questa condizione. Sapevamo benissimo che eravamo in condizioni molto difficili fisicamente, come tutti quanti hanno potuto vedere. Abbiamo dovuto molto presto iniziare a ragionare sul fatto che fra 4 giorni giochiamo nuovamente e abbiamo purtroppo la metà dei giocatori in condizioni perlomeno discutibili. Detto questo, evidentemente né io né il mio staff, ma mi prendo io tutta la responsabilità, perché credo che da persona seria e onesta quale penso di essere, mi prendo la responsabilità di aver messo in campo una squadra che non aveva né capo né coda. E siccome questo mestiere mi ricorda ogni volta che quando le cose vanno bene siamo protagonisti di questo bene che si può vedere. Stasera non si è visto niente, si è visto il peggio, e il peggio è quello che io ho portato purtroppo agli occhi di chi è venuto a vederci. Sono veramente dispiaciuto perché dopo la vittoria di Milano non avevo cambiato minimamente la maniera di pensare le difficoltà di questo campionato, però pensavo che dal punto di vista nervoso avremmo potuto non sopperire al problema di energia che avremmo avuto, ma sicuramente contrastare diversamente lo show di tiro e la passarella molto felpata che ha potuto giocare Desio, che non ha avuto nessun tipo di difficoltà. Devo solamente far dire che l'inizio della partita non era stato, probabilmente non segnalava questo tipo di situazione, perché nel primo quarto credo che se la partita fosse iniziata 10-2 per noi nessuno si sarebbe sorpreso. Non basta e non è bastato, ovviamente. Io ripeto, non ho nessun tipo di alibi, nessuna scusa, nessuna giustificazione, come non bastano di certo le mie scuse, quindi poi sarà la società che deve, come dire, prendere e analizzare quello che è successo. Io personalmente, ripeto, non lavoriamo per portare alla nostra società e al pubblico questo genere di cose. Una sera per digerire l'amarezza di questa sconfitta così larga, poi però c'è un'altra partita che stavolta diventa ancora più importante domenica su questo campo contro Iseo. No, il problema è che non so nemmeno se sia una sera, perché non ho dei giocatori pronti in campo per tornare domani in campo ad allenarsi. Questo, ripeto, non è una scusante, perché il campionato ci ha detto questo, la terza giornata si è dovuta giocare oggi. In questo contesto non lo so, dobbiamo
dobbiamo tutti quanti trovare sicuramente una mentalità differente, non so cosa dire, cioè, sono veramente in difficoltà, penso di non essere mai stato a corto di concetti e di parole come in questo momento. Grazie mille a coach Sassaro, ovviamente in bocca al lupo per il prosieguo della stagione dei Pirati. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, il tempo per andare a recuperare anche qualche altro ospite della sponda felice di questa serata, ovvero l'Aurora Desio, che ha espugnato il Palamellano. Qualche istante di pausa, rimanete con noi. Sono in compagnia di Davide Villa, giovanissimo ma bravissimo coach della Rima Desio. Quest'oggi una vittoria larghissima nel punteggio a Sestu. Ve l'aspettavate? Considerate le tante insidie che c'erano a ridosso di questa partita, l'impegno infrasettimanale, la trasferta in Sardegna, il fatto che Sestu arrivasse sull'onda della vittoria inaspettata a Milano? È stata una grande prestazione da parte vostra. Ma non ci aspettavamo assolutamente una partita di questo tipo. Io credo che la cosa che si è evidenziata nel fine settimana nella vittoria con Uragna è che tutte le squadre debbano essere rispettate, quindi non c'è nessuna partita che si può battezzare, nel senso dire vado, mi basta andare e la vinco. Poi noi non avevamo una situazione di classifica rosea, quindi l'unica roba che ci siamo proprio imposti era venire con l'atteggiamento più duro possibile, perché ci servivano i 2 punti e perché sapevamo, perché l'abbiamo appena visto, se gli concedevamo il gioco che volevano fare, i loro ritmi, le loro certezze, poteva diventare rognosa. L'insidia della trasferta c'era, nel senso che nessuno di noi è abituato a fare la trasferta in Sardegna. Devo dire che il fatto di aver avuto comunque l'appoggio pomeriggio sicuramente ci ha aiutato. Da questo punto di vista credo che l'impresa fatta dai ragazzi di Sesto domenica, che hanno neanche avuto il modo di riposare, abbia veramente grande valore, perché farlo tutte le settimane credo sia veramente faticoso. Noi abbiamo fatto il nostro, siamo veramente contenti. In settimana coach Sassaro, ma tutti i dirigenti del Sustento hanno tenuto a specificare di non guardare troppo la classifica, perché Desio non merita assolutamente l'attuale posizione in classifica, è una squadra che merita la zona playoff. Alla luce anche di questi complimenti e di questa vittoria, quale può essere il vostro obiettivo finale in campionato? Ma io credo che il livello del girone è veramente alto e ci passano veramente poche cose dal poter essere una squadra da playoff o rischiare di essere una squadra da playout, e in queste cose ci sono tanti fattori, vedi gli infortuni. Noi non abbiamo avuto modo di schierare Torgano nell'inizio della stagione e questo ci ha fatto partire con delle grandi difficoltà, non perché chi ha giocato al suo posto non sia stato all'altezza, ma semplicemente perché per noi Torgano è un giocatore molto importante, quindi io credo che molto vada anche su queste fortune. Poi penso che siamo una squadra che ha molto margine di crescita. Potremmo provare a entrare nei playoff, ma deve esserci sempre un atteggiamento da battaglia. Non possiamo essere una squadra che entra in campo pensando di giocare solo una pallacanestro bella. Dobbiamo combattere, perché in confronto ad altre squadre veramente facciamo comunque anche noi fatica a rapportarci, ecco. Un'ultima impressione sull'Accademia dopo averla vista quest'oggi, pur in un contesto del tutto particolare, insomma, come è stata la partita di questa sera. Non si devono scoraggiare i giocatori di coach Sassaro. Io in certe cose ci rivedo molto nel primo anno di Serie B. Si fa molta fatica a passare dalla C1 alla B, mantenendo, come avevamo fatto anche noi, lo stesso gruppo di fatto che ha vinto la C1, e quindi con molta gente che durante il giorno lavora, quindi sicuramente capisco le difficoltà. Credo che però la partita di domenica abbia appunto insegnato che sia a loro che a tutte le avversarie che non si può dare niente per scontato, e che alla lunga tutti loro si adegueranno a un ritmo che di fatto è nuovo, perché è il ritmo della Serie B. Anche noi ci avevamo messo tanto per adeguarci e avevamo preso anche noi degli sberloni nel percorso di crescita, quindi io devo ringraziare la società perché ci hanno aiutato a organizzare la trasferta, ci siamo sentiti molto, gli auguro le migliori cose ovviamente per entrambe, ecco, diciamo che non si sostituiscono a noi, ma
che tutti e due possiamo fare un'ottima stagione. Con questo messaggio di sportività ringrazio coach Villa, tecnico della Rima Desio. Allora possiamo andare a chiudere questa diretta dal Palamellano di Sesto. Vi ricordo che l'Aurora Desio ha espugnato il Palamellano con il punteggio finale di 82-36, una partita senza storia che ha lasciato l'amaro in bocca ai Pirati, che però avranno una pronta occasione di riscatto già domenica su questo campo contro l'Argom Iseo. A quel punto non saranno permessi passi falsi, ci saranno i Pirati, ci saremo anche noi di Directa Sport. Io intanto ringrazio e saluto Mauro Farris, che ha curato la parte tecnica di questa diretta, e ringrazio anche Andrea Farris, che invece ha curato le immagini. Vi do appuntamento a tutti i prossimi eventi targati directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa